Prima riunione per il neoeletto Consiglio Comunale di Carasco. Battuto il quorum, il sindaco Massimo Casaretto, unico candidato nella tornata elettorale di fine maggio, ha nominato la sua giunta. Vice sindaco Silvano Cuneo, Angelo Garbarino, assessore all'ambiente, Chiara Bucciarelli alla cultura e Sandra Canepa al sociale e all'istruzione. C'è una continuità con la Canepa Sandra, che era l'assessore uscente alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, e gli è stato ridato l'incarico in quanto in questi 5 anni ha fatto un lavoro certosino e secondo le aspettative che ci eravamo prefissati come amministrazione. Nei prossimi 5 anni Carasco avrà un consiglio comunale senza opposizione. Sì, è un consiglio senza opposizione che la dovremmo fare noi, oltre a fare maggioranza dovremmo fare opposizione, ce lo siamo già spiegati nei preconsigli che abbiamo fatto e dovremo rimarcare quella linea lì perché dobbiamo sostenere bene il nostro comune e per tutte le persone che ci hanno votato e che ci hanno dato la possibilità in questi 5 anni di amministrare nel miglior modo possibile il comune di Carasco. La prima pratica da seguire in questo secondo ciclo amministrativo per l'amministrazione Casaretto saranno i lavori sul lungofiume che dovranno essere ultimati entro la fine del 2019. Per l'argine del fiume c'è 1 milione di euro assegnatici dalla Protezione Civile in merito all'alluvione del 2014, sono iniziati i lavori da una decina di giorni sulla sponda sinistra del torrente Sturla e a monte della diga viene chiusa quella famosa finestra che aveva arrecato molti danni alle aziende tipo Revetro e aziende che sono proprio lì vicine al fiume. Dopo questa sessione di lavori sono in programma altri lavori lungo l'argine del fiume? E ce n'è uno che attualmente l'abbiamo sospeso perché dobbiamo togliere del materiale che è di proprietà del comune e andarla a mettere per risistemare l'argine del fiume Entella in località Rivarola, in quanto adesso c'è ancora da aspettare fino al giorno 15 perché c'è lì, essendo zona SIC, ci sono problemi di pesci e non possiamo entrare in albo per ripartire a finire quei 30 metri che ci sono col primo lotto da terminare di lavori. Nonostante l'insediamento sia avvenuto a stagione già iniziata, Carasco ha in programma alcuni eventi estivi. Sì, riusciremo come al solito a organizzare le manifestazioni estive che è denominato Sotto le Stelle e a breve dovremo dare il comunicato di queste serate che termineranno ai primi di agosto.